Abbiamo bisogno di una brandina allargata a 1000 posti auto. Non è vero che le macchine inquinano se si fermano al parcheggio, inquinano quando sono in colonna, come in questi giorni. Corso Milano è una camera a gas. No al tram! No al tram! Commercianti del centro storico di Padova e residenti di Volta Barozzo hanno protestato davanti al comune contestando le politiche sulla viabilità della giunta. Esercenti arrabbiati per i disagi che sta provocando il cantiere di Corso Milano per la realizzazione della nuova ciclabile contestano i 27 posti auto eliminati e il restringimento della careggiata che provoca ingorghi al traffico. I commercianti chiedono più parcheggi a partire dalla Prandina, altrimenti dicono i negozi chiuderanno. I manifestanti sotto le finestre di Palazzo Moroni con i megafoni hanno poi attaccato il vice sindaco Lorenzoni sul progetto della nuova linea del tram. E le mandiamo un avviso di sfratto oggi se non cambierà idea, perché le ricordo che le amministrazioni comunali passate, nel 99 Zanonato e nel 94 la Giustina Mistrello Destro, sono cadute sul Metrobus. Se lo ricordi, e legga la storia. Alla fine una delegazione è salita fino alla segreteria del vice sindaco per depositare le firme contro la nuova linea del tram. Lorenzoni, fuori sede per un convegno, in una nota si dispiace per i disagi temporanei creati dai lavori di Corso Milano, ma chiede di giudicare l'opera una volta terminata. Quanto al tram non si torna indietro, il progetto risale al 2004 e rivendica le scelte dell'amministrazione in tema di mobilità sostenibile.